Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del comandante veneziano. Portland Trail Blazers, Utah Jazz, 14 vittorie, 8 sconfitte. Questo è il ranking comediano con gli Utah Jazz, matricole del mese di novembre. Vai ragazzi, andiamo in casa con Portland alla Energy Solution Arena. Voglio la vittoria. 8-5 col primo quarto ragazzi, quanti errori? Non io credo. Prova la 3 subito il comandone. Ho tentato qua una cosa un po' difficile. Vai Williams. Vai, bellissimo, e questi sono i 3 punti. Ma ecco, io queste sono le cose che non sopporto. Come puoi sbagliare un tiro così? Era un cioccolatino. Occhio. Ah ragazzi, ho il polsino comunque, guardatelo. Bravo, rimbalzo comandiano con il polsino e si gode. Perderla. Occhio. Occhio, dai, dai. E niente, ho paura di prendere, non voglio fare troppi falli subito. Matthews. Buona difesa qua di Utah. Vai Kume. Bravissimo Kume, primo assist a referto, dai. Dai Fiori. Un'altra vittoria perché voglio assolutamente arrivare ai playoff, poi sarà durissima, però. Occhio. Sono qua, sono qua. Bravissimi, bravissimi lo stesso. Il primo quarto con pochissimi punti, incredibile, Ecco, appena detto triplone, vaffanculo. Che erroraccio, che roba, Dio. Mi sono ancora acciaccato ragazzi per l'influenza, faccio cagare i morti, ma Dio Cristo. Dai, sveglia. Bravo Kume, almeno arriva l'assist. Però un inizio che non mi esalta, tutt'altro. Dai che Portland ha un record di 8-13 mi sembra. Da solo. Ancora il rimbalzo. Ecco, lo mette dentro, ma porca trota. Vai venezianone, vai venezianone. Cosa si inventa il comandone? Fallo. Peccato, speravo nel tiro libero supplementare con i 2 punti. Primo libero, un mattone obeso. Secondo, dentro. Devo ancora migliorare dei liberi, Partita strana, Dio cominciamo, madonna, cominciamo, vedo coglioni. Ok, 2 su 2. Starting over is something that they are used to doing. But they are in a pretty good position to do so right now. Bravissimi. They've been really good in the draft the last couple of years. Obviously they got a star in Damian Lillard. Ma stiamo veramente ragazzi, stiamo giocando malissimo. Ecco fallo. Mamma mia che disastro.
Vabbè, sembra una partita è nata molto male. Vediamo di raddrizzare. Noi siamo quelli del terzo quarto, il nostro quarto, il quarto lo stesso. Terzo, quarto, quarto sono i nostri. Bellissima. E non entra, ma che puttana detta, mamma. Il libero c'è. Il secondo no, sempre 1 su 2, ragazzi. Anche il libero è una merda finora. Right. Cosa fa? Ma no, i 3 secondi difensivi. Ho dormito a veneziana. They have been searching for someone that can carry the offensive load late in games. And that's exactly why they decided to trade on draft night for Trey Burke, the Michigan point guard. Che cagata, anche qua arriva il punto. Mamma mia, 14-4 negli ultimi 2 minuti. Male, molto male. Here's the chosen one, covered by McCollum. Williams passes to the chosen one. Dai, come ragiona. Ok. Bravo venezianone. Not an individual matchup he's going to win every time, especially in the post. Very well done. I didn't think he had any business operating down there with the big stuff. Buona difesa sul tiro, dai, 22-15 però per Portland. Partita un po' così. Un primo quarto favorevole ai Trailblazers. 12 minuti, vai. Mi partiamo subito nel secondo quarto, ok. Cos'è? No, difendo il mio compagno, ragazzi. Grande come. Quindi? You know, in the rest of the game, Steve, shooters will be looking around for the shot blockers. No! Abbiamo vinto, ma sono uscito subito, non ci credo. What was going through your mind in that moment? Non mi stava bene, l'ho fatto capire. I just felt like it got personal, and that ain't something I'm cool with. This is my team, and I gotta let people know when they cross certain lines. So I stepped in to let them know how I felt, and I guess the ref didn't like that. Whatever. It is what it is. I'd do it again in a heartbeat, man. That's just who I am. Ahia. Ho fatto la stronzata. I'm sure you know why you're here. Listen, I understand why you did what you did. And I appreciate the fact that you're willing to stand up for a teammate like that. Thanks. Hold on. But you can't let yourself get sucked into the drama on the court and wind up getting ejected. I know you're a young player and you don't have a lot of experience, but the league has zero tolerance for that stuff. Lo so. In fact, I just got off the phone with the commissioner's office. You've been suspended for the next game, and there's a small fine that goes along with it. What? Suspended? Wow. I did not see that coming. Americani del cazzo, sono italiano, I mean, I saw what was going down out there. I couldn't just stand there and not do anything. Look, that foul was uncalled for. And nobody likes to see their best player taking a shot like that. But that stuff happens from time to time in the NBA. And when it does, I can't afford to be losing another player because he wants to be the hero. Ti ha ragione, I know. I get it. It's just, I don't know. I guess I let my emotions get the best of me there. It won't happen again, I can promise you that. Good. That's what I wanted to hear. Look, you're a great player. But trust me when I tell you that your biggest impact in this league is going to be with your game, not as team enforcer. Let your game do the talking. Thank you, sir. I appreciate that. So we're on the same page now. No more of these situations
moving forward. Ok. Però io vorrei la zoccola per stasera che non You gioco. got my word on that. Grazie. Excellent. Ok, sono sempre a 28 minuti. Vabbè ragazzi, è stato un video un po' così, e però anche questo sarà l'NBA, viene espulso per quello di preso un compagno, però il Kumenda c'è, e abbiamo vinto comunque la partita, e si gode. Raga, un saluto dal Kumendone, che difende i compagni, veneziano. Ciao! Kumenda veneziano, Kumenda veneziano, Kumenda veneziano, lo youtubers italiano. Kumenda veneziano, Kumenda veneziano, Kumenda veneziano, lo youtubers italiano.